Dopo 19 giorni dal decesso, oggi è arrivato il momento dell'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, il grande campione veneto di ciclismo, rimasto vittima di un incidente stradale mentre si allenava a Montebello Vicentino, lungo la strada regionale 11, travolto e ucciso da un tir tedesco nei pressi di una rotatoria. All'ospedale San Bortolo gli accertamenti medico-legali sono iniziati verso le 14 alla presenza dei periti di parte. Era atteso il nulla osta della procura per poter svolgere i funerali che potrebbero essere celebrati giovedì o venerdì prossimi nel Duomo di Lonigo. Esequie che sono state rimandate 2 volte per evitare che i vizi di procedura potessero inficiare la validità degli esami autoptici. Irregolarità o ritardi delle notifiche in Germania potrebbero violare il diritto di difesa dell'indagato Wolfgang Rieke, il camionista fuggito in Renania dall'Italia dopo l'incidente senza prestare soccorso. E l'esame autoptico è rivolto a capire se dall'esame del corpo di Davide Rebellin possa emergere qualche elemento utile ai fini dell'indagine, ma anche per escludere l'imponderabile, ossia per escludere che la morte sia stata causata da qualche altro elemento diverso rispetto all'impatto tra il camion e Davide Rebellin mentre era in sella alla sua bicicletta. Elementi che serviranno per circostanziare il mandato d'arresto europeo per l'autista su cui sta ancora lavorando la Procura di Vicenza, mentre non è ancora stata fissata la data per la ricostruzione cinematica dell'incidente, che stabilirà l'esatta dinamica del sinistro e a dare risposte ai familiari su cosa sia effettivamente accaduto in quella rotatoria maledetta. Le risultanze della perizia verranno depositate dal dottor Cirielli entro 60 giorni da oggi. Dovrebbe pervenire in serata, al massimo domani mattina, il nulla osta e il seppellimento della salma, che permetterà finalmente alla famiglia di celebrare i funerali di Davide.